Un'ampia realtà scolastica che necessita di urgenti interventi in prossimità dell'emergenza maltempo. Sono i plessi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Statale Quasimodo Monserrato Villa Seta, diretto da Salvatore Di Carlo, che abbracciano l'ampia popolazione scolastica, circa 1200 alunni presenti nell'area sud-ovest di Agrigento, compresa tra i quartieri periferici di Villa Seta e Monserrato. Già da tempo, durante il periodo invernale, le piogge continue avevano provocato infiltrazioni e caduta di acqua all'interno delle aule, ripetutasi anche qualche settimana fa, ad inizio del nuovo anno scolastico. Dopo le numerose richieste da parte del dirigente scolastico, il Comune ha iniziato gli interventi e provveduto alla sistemazione dei tetti al plesso Monserrato, che ospita 8 classi di scuola media, ed ancora interventi di sistemazione del muretto esterno, decespugliamento ed infiltrazioni stanno interessando il plesso dell'infanzia Agazzi di Villa Seta. Ed ancora si passerà al plesso Trupia di Monserrato. Una conferma sui tempi e le modalità degli interventi è stata data dall'assessore al ramo Patrizia Pilato durante un incontro avuto la scorsa settimana con una delegazione di genitori con in testa il preside Di Carlo. L'assessore Pilato ha assicurato ai genitori i tempi degli interventi, che saranno brevissimi e riguarderanno anche altri edifici di altre scuole, e garantito di far fronte alla richiesta del servizio di trasporto gratuito richiesto dal preside Di Carlo per i 20 alunni di scuola media residenti a Villa Seta che, impossibilitati economicamente, dovranno raggiungere il plesso di Monserrato.